Buongiorno a tutti, siamo tornati a Strasburgo per la classica sessione plenaria. È la prima dopo l'estate, ma è già densa di momenti importanti. Il principale è sicuramente il discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sullo stato dell'Unione Europea. Non poteva non parlare di Ucraina e della brutale e ingiustificata guerra con cui il Paese sta facendo i conti ormai da 7 mesi. Continueranno gli aiuti umanitari ed economici, ha garantito von der Leyen. L'Unione Europea sosterrà la riabilitazione delle scuole ucraine danneggiate con 100 milioni di euro, perché il futuro inizia dalla formazione e non possiamo lasciare che i bambini siano costretti ogni giorno ad uscire di casa con un kit di primo soccorso. Dobbiamo favorire nuove opportunità per le imprese ucraine, sospendendo i dazi, garantendo il roaming libero e soprattutto consentendo al Paese di accedere al mercato unico europeo. La Presidente ha poi assicurato che non si allenteranno le sanzioni nei confronti della Russia, la cui economia è ormai in ginocchio. Resta però la sfida più difficile. L'Unione deve eliminare la dipendenza da carburanti fossili commerciati dalla Russia. Attualmente la fornitura russa all'Europa è passata dal 40% al 9%, ma serve ancora diversificare con forniture più affidabili e sostenibili. Il nodo cruciale è che questo periodo buio non lasci indietro nessuno. Per questo, per affrontare la crisi energetica, l'Unione si impegna a fornire sostegni mirati alle imprese e alle famiglie vulnerabili. L'Europa sosterrà le piccole e medie imprese tramite un pacchetto di sollievo fiscale. Sarà anche da rivedere la direttiva per i pagamenti in mora, perché non è ammissibile che il fallimento di una PMI su 4 sia dovuto a ritardi nei pagamenti. In aggiunta, la Presidente illustra la proposta di porre dei massimali sui redditi delle aziende che producono energia a basso costo. Gli extra profitti dovrebbero andare a quei paesi in cui viene pagato un prezzo elevato dell'elettricità, in modo che siano in grado di aiutare le famiglie e la piccola e media impresa a sopravvivere al prossimo inverno. Ciò garantirà anche di mantenere la competitività dell'Unione a livello globale. Tuttavia, come ha ricordato von der Leyen nel suo discorso, è essenziale che in questo difficile momento ci siano la responsabilità di ciascuno e il rispetto degli accordi. Bisogna attenersi al piano Next Generation EU. I 100 miliardi di euro per gli Stati membri che sono stati stanziati devono garantire un flusso costante per lavoro, crescita, rinnovamento per infrastrutture e devono essere impiegati al meglio. Il futuro è fatto di nuove idee, ma saldamente basato sui valori dei padri fondatori. Oggi la Russia sta attaccando il nostro modello di democrazia, di libertà, di Stato di diritto. La politica estera va ripensata e il futuro dipenderà anche dalla capacità di collaborare con gli Stati vicini fuori dall'Unione. Ritorna anche l'attenzione sulla necessità di intervenire sui trattati. La democrazia deve aggiornarsi e l'Europa deve cercare nuovi orizzonti con iniziative per la salute mentale, gestendo la migrazione in modo collettivo senza mai perdere di vista i giovani. Come diceva il mio caro amico David Sassoli, la democrazia non è fuori moda, ma deve aggiornarsi per continuare a migliorare la vita delle persone. Questi sono i temi trattati nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione, ma sono tante altre le cose successe per questa settimana e per restare aggiornate cliccate sul link per leggere la mia newsletter. A presto!